con il risultato di 5-1 la sfida, lo scontro diretto tra Palermo Futsal Club e Atomo Network. Siamo qui con l'autore di una doppietta, man of the match, capitano Vito La Fiura. Ti chiedevo subito un giudizio sulla prestazione. Intanto buonasera a tutti, appena detto tu, un big match, era la prima contro la seconda, una partita difficile, però noi l'abbiamo preparata molto bene, perché venivamo da 2 partite in cui non avevamo dato il massimo, quindi il mister ci aveva chiesto di dare il massimo con massima concentrazione. Adesso ti chiedo invece sui tuoi 2 gol, entrambi molto belli, qual è quello che hai preferito, il primo sotto il 7? Il gol dell'1-0 o quello invece della tranquillità del 4-1, sempre molto preciso col palo gol? Si preferisce sempre quello che gli dà maggiore tranquillità, quindi preferisco quello del 4-1 perché ci ha dato quello a lungo che poi ha messo dalla nostra parte 3 punti. Cos'è cambiato invece rispetto all'ultima partita di campionato contro gli Emiri, ma anche nella partita precedente contro il No Camp? Un atteggiamento forse differente da parte di questa formazione? Te l'avevo detto anch'io in un'intervista precedente, noi avevamo tra virgolette mollato un po' la presa perché avevamo un vantaggio cospicuo e avevamo pensato che magari già avevamo chiuso il campionato, però il campionato, come ci insegna il pallone, si chiude sempre all'ultima partita. Si sono riaperti i giochi e quindi altra mentalità, altro appoggio alla partita, altra concentrazione, altro risultato. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita, come la preparerete e se questa vittoria chiaramente influenzerà positivamente parlando la preparazione. Ci siamo promessi con il mister in allenamento che giocheremo ogni partita come se fosse una finale, quindi tutte le partite giocate allo stesso modo, tutte come se fosse tutta una finale e quindi al massimo, al 100%.